fila Gigi Riva, Munter, poi X5 che scala di numero e Gira Jet che scala di 2, non corrono Marco Aurelio e Jacopo Cox. In seconda rimangono Montefato, Mirison De Gloria e Limberby, che a questo punto ha la scia di X5. Partiti in questo momento, parte piano Gigi Riva, lottano in 3, ma poi Gigi Riva si riprende, lotta anche lui per il comando, sono in 4 sulla linea a darsene notevolmente nei primi 100 di gara e anche quelli dietro non scherzano. Si ritraggono Gira Jet e X5, va lungo Munter all'attacco di Gigi Riva e lo scavalca, rimane fuori Limberby perché si sono accodati subito in corda anche Montefato che già c'era peraltro e Mirison De Gloria in ultima posizione, 14-8 di lancio. A Limberby viene tutta scoperta di fuori, vediamo le scelte di Greppi che risale comunque con convinzione, chiedendo uno strappo al suo per scalare qualche posizione, lo anticipa a filo Gira Jet che probabilmente ne prenderà la scia. Intanto 15,2 di frazione, Gradua Munter si trascina in corda Gigi Riva e X5 di fuori verso la colonna esterna, intanto Paletto il terzo in 15,9 per i 600 di gara con Limberby di fuori, seguito da Gira Jet e poi da Montefato. Rallentamento delle leader per il passaggio davanti al tribune, stappato intanto scuffiato da Roberto De Friuni, il suo allievo Montefato, trazione in 15,2, quindi rallentamento molto relativo perché addirittura fino andata in un parziale interessante e si arriva al chilometro con il gruppo molto raggruppato. 15,4 di frazione, sono in una ventina di metri tra il primo e l'ultimo. Minuto di vantaggio davanti a Gigi Riva, di fuori Limberby, seguito da Gira Jet in corsia esterna, poi alla retroguardia del gruppetto X5, Montefato e Mirison De Gloria, frazione ancora in 15,2 e si può fare la prima mossa, d'altronde c'è andatura costante da parte di Munter, affiancato quasi del tutto da Limberby che ha fatto 4 curve di fuori, inizia addirittura con minuto di vantaggio Gigi Riva nella sua scia, 15,2 frazione, Lindberg richiesto da Greppi che richiede l'ultimo sforzo nel tratto conclusivo, lo scatto di Gira Jet nel finale, Gira Jet che sul palo aggancia completamente